L'autonomia ha sempre più acceso lo scontro innescato dal sud. Il governatore della Campania chiama raccolto il meridione per opporsi all'intesa. Zaia tira dritto e avverte il governo: non firmo soluzioni annacquate. La bozza dell'autonomia intanto approda domani sera in Consiglio dei Ministri. Il ministro Stefani: ci sono ancora nodi politici e non tecnici da sciogliere. Il forte appello del presidente di Confindustria: 20:10, crisi seria in arrivo, gli imprenditori conservino risorse e non facciano investimenti a rischio. Tremendo schianto in A4, a Porto Gruaro, auto schiacciata sotto un camion, viva ma gravissima la conducente, autostrada chiusa, attivato il bypass. Dopo le lacrime l'appello del proprietario ai ladri, ritrovata a Santa Maria di Sala la bicicletta di Fausto Coppi, datata 1948 e rubata qualche giorno fa a Villa Farsetti, la sua emozione ai nostri microfoni. I familiari del 19enne nuotatore paralizzato dopo lo sparo hanno incontrato i medici dell'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, dove potrebbe essere ricoverato a breve. Presentato il Carnevale di Venezia 2019, 20 giorni dedicati alla Luna, il tema di quest'anno, con tante altre novità sia per la laguna che per la terraferma. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli. In primo piano l'autonomia, con lo scontro che si fa sempre più forte tra nord e sud alla vigilia della discussione in Consiglio dei Ministri. Sentiamo. Un bravo governatore come De Luca dovrebbe essere quello che chiede l'autonomia, non quello che la ostacola. Così il governatore Luca Zaia a Roma, al termine di una lunga mattinata, stoppa il suo collega campano Vincenzo De Luca, che si è fatto portavoce di quello che lui stesso ha definito un risorgimento del Sud. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che vedrà all'ordine del giorno proprio la bozza dell'intesa, l'autonomia sembra spaventare sempre più, scatenando una dura reazione delle regioni meridionali contro il Nord. Dure dichiarazioni di De Luca: faremo di tutto per bloccare il processo dell'autonomia differenziata, ha spiegato, se vengono meno le questioni di contenuto e metodo democratico. Siamo pronti, ha precisato poi, al ricorso alla Corte Costituzionale, alla mobilitazione sociale e alla lotta. Dobbiamo cominciare a raccordarci con le altre regioni del Sud. Se dovesse andare avanti un percorso di autonomia differenziata con i contenuti che abbiamo letto sugli organi di informazione, che sono stati esplicitati da alcune forze politiche, è evidente che noi andiamo, ed è bene finirla con le ipocrisie, a rompere l'unità nazionale e ad abbandonare il Sud al suo destino. Pronta la replica del presidente Zaia, che ha spiegato come l'autonomia non sia mai contro qualcuno, ma sia la via per favorire la vera assunzione di responsabilità nelle nostre comunità. Azzoppare chi è bravo per fare in modo che ci sia un'equa divisione del malessere mi sembra proprio che non sia una vera soluzione. La vera soluzione invece è aiutare chi ha difficoltà a crescere e arrivare a livelli qualitativi dignitosi, ed è esattamente questa la sfida. Pensare di penalizzare chi produce perché qualcun altro non ce la fa, direi proprio di no, ma nessuno vuole abbandonare alcuno in giro per l'Italia. Ma non c'è solo la Regione Campania. Il Consiglio Comunale di Napoli terrà infatti una seduta straordinaria venerdì 15 febbraio alle 16 per affrontare la questione dell'autonomia, mentre domani, come annunciato nei giorni scorsi in piazza Montecitorio, il sindaco De Magistris ed esponenti della Giunta organizzeranno una conferenza stampa per dire no all'intesa. Intanto, come detto, domani sera in Consiglio dei Ministri il ministro Stefani porterà la bozza dell'autonomia, che presenterebbe ancora alcuni nodi ministeri chiave. Il governatore Zaia si dice ottimista, ma avverte: non firmiamo soluzioni annacquate. Giovedì 14 febbraio 2019, una data che per il Veneto potrebbe diventare storica. Alle 19 è convocato il Consiglio dei Ministri, tra i punti all'ordine del giorno la bozza dell'autonomia della Regione. La conferma è arrivata direttamente dal Ministro Erika Stefani. Domani sera il Consiglio dei Ministri sarà un Consiglio dei Ministri molto importante, è la chiusura sicuramente della fase tecnica di questa lunghissima trattativa. Dunque, con 24 ore d'anticipo il dossier arriva sul tavolo del governo, un documento che, stando ad alcune indiscrezioni, presenterebbe ancora dei nodi sui capitoli relativi a sanità, cultura, infrastrutture, ambiente. È già stato fatto presente da parte sia del Presidente Zaia che del Presidente Fontana, nonché di Bonaccini, che vi sono dei punti che se risolti porteranno alla firma. Occorre sciogliere questo nodo sicuramente
sicuramente un nodo politico. Il passaggio in Consiglio dei Ministri di domani è fondamentale, siamo di fronte ad una riforma storica e come tutte le riforme storiche ha il suo giusto travaglio, ma noi siamo veneti, non ci fermiamo davanti a nulla, ha dichiarato il governatore Zaia, aggiungendo poi Lega e 5 Stelle hanno sostenuto il referendum, sottoscritto l'autonomia nel contratto di governo e ribadito più volte che si farà. Sul piano tecnico c'è tutto, perché oggi abbiamo una bozza. Ci sono dei punti sui quali non c'è ancora l'accordo, però io sono un inguaribile ottimista e penso che alla fine troveremo un accordo, anche perché non è una richiesta di Luca Zaia per quanto riguarda il Veneto, ma è una richiesta di 2.328.000 veneti. Rispetto al documento presentato dalla Regione ci sarebbero delle correzioni apportate dai ministeri chiave su più materie. Mancherebbe il via libera del Dicastero delle Finanze sul sistema di compartecipazione ai tributi e l'autonomia tributaria, frenata anche nel capitolo sanità, per cui la Regione potrebbe gestire l'assetto istituzionale e l'organizzazione ospedaliera, i neolaureati in corsia e i ticket. Per quanto riguarda invece le infrastrutture, il no dell'esecutivo potrebbe arrivare per la regionalizzazione di linee ferroviarie locali e per il finanziamento del TPL. Correzioni che potrebbero mettere in discussione la stessa intesa. È scritto in Costituzione che una regione può chiedere le 23 materie. Ricordiamo ai cittadini che in Costituzione c'è addirittura l'elenco delle 23 materie. Quindi noi abbiamo fatto un referendum per le 23 materie, continuiamo a chiedere le 23 materie, siamo a disposizione, però è un'intesa. Roma non deve prevaricare il Veneto non deve prevaricare Roma. Soluzioni anacquate ovviamente non ne sottoscrivo. Ed ora parliamo invece di manovra e imprenditori, le forti parole del presidente di Confindustria Veneto, Zoppas, ieri sera a 20:10, se la crisi è in arrivo gli imprenditori conservino risorse e non facciano investimenti a rischio. Speriamo di sbagliarci, ma meglio prepararsi al peggio. Sentiamo. Oggi, ripeto, ci stiamo affacciando a un momento in cui ci sarà una molto probabile crisi o molto probabile recessione, siamo già in recessione tecnica ma recessione seria, una contrazione dei mercati e dei consumi, quindi è un momento in cui c'è bisogno del dialogo, perché come abbiamo detto, guardate che siamo in difficoltà, rischia di peggiorare, stiamo peggiorando, mettiamo anche che noi non avessimo avuto ragione, oggi il problema diventa molto più grave, per cui da una parte io consiglio agli imprenditori di crearsi le proprie riserve nell'affrontare il prossimo periodo, perché non si sa da che parte andremo, per cui affrontate il prossimo futuro sapendo che ci potrà essere una contrazione, quindi quando voi sceglierete i vostri investimenti, quando voi sceglierete l'atteggiamento da prendere verso dove e come investire il vostro denaro, tenete conto di questa possibilità, non rischiate troppo. Dall'altra parte diciamo al governo è il momento di fare squadra, è il momento di capire come affrontare bene e insieme questo momento. Non pensiamo solo a logiche di brevissimo termine, abbiamo bisogno di prendere il toro per le corna prima che sia troppo tardi. Poi se ci stiamo sbagliando, l'economia va bene, avremo creato extra riserva, lo usiamo, ma non facciamo un mutuo adesso, non facciamo un leasing adesso. È un appello forte da lei agli altri imprenditori. Ma non sto andando contro a qualcuno, io sto chiedendo, sto tendendo la mano e dicendo per favore cerchiamo di anticipare una situazione che se l'anticipiamo ci farà meno male, se non l'anticipiamo ci farà molto male. Le grandi navi fuori dalla laguna di Venezia, a parlare di unità di intenti tra governo e compagnie di navigazione è il Ministero dei Trasporti in una stringata nota che semina più dubbi che certezze. La nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non supera la manciata di righe. Si è tenuto un incontro tecnico con i rappresentanti delle maggiori compagnie crocieristiche sul tema Venezia e grandi navi, informano dal Dicastero. Durante l'incontro si è registrata unità di intenti sulla necessità di spostare le grandi navi fuori dalla laguna. Null'altro viene detto sui particolari di una decisione che, se confermata, sarebbe clamorosa, capovolgendo quanto deciso dal governo precedente durante l'ultima seduta del Comitatone e cancellando con un colpo di spugna i progetti sostenuti da Porto, Comune e Regione. In attesa di capire se si tratti di un'effettiva presa di posizione del Ministero o di un errore di comunicazione, al momento in città prevale la prudenza. 2 incidenti, di cui uno grave, si sono verificati lungo l'autostrada 4 in direzione Trieste all'altezza di Porto Gruaro. Autovie Veneta ha disposto la chiusura del tratto di San Donà di Piave e Porto Gruaro nel Veneziano, chiusi gli svincoli in entrata di Cessalto e San Sino di Livenza.
e in direzione Trieste, istituita l'uscita obbligatoria a Sandona di Piave ed inoltre è stato attivato il bypass della 27 a 28. Il primo incidente, il più grave, un'autovettura ha tamponato un mezzo pesante infilandosi sotto l'auto articolato, ferita la conducente della vettura che è stata trasportata in ospedale. Sul posto, oltre alla polizia stradale per i rilievi, anche il personale di autovie, sanitari del SUME 118, i vigili del fuoco ed i soccorsi meccanici. Più tardi, a distanza di pochi metri da dove era caduto il primo sinistro, 2 auto sono entrate in collisione, in questo caso nell'incidente è rimasta ferita una persona. Ed ancora cronaca dal Trevigiano, madre e figlia sono state investite da un'auto mentre stavano camminando lungo la via della Vittoria a Ponte di Piave, una strada, denunciano i cittadini, senza illuminazione e quindi pericolosa. L'automobilista, una quarantenne di Sandona di Piave, è indagata per omicidio stradale. Mamma e figlia stavano camminando lungo il ciglio della strada, erano passate le 18, la visibilità in quella zona è pressoché nulla, non c'è illuminazione, l'auto che proveniva dalla stessa direzione della donna e della ragazza non è riuscita ad evitare l'impatto, la mamma è stata travolta ed è morta sul colpo, la disperazione della figlia che ha assistito impotente alla tragedia. L'automobilista, residente a Sandona di Piave, ha subito fermato l'auto, è scesa per prestare soccorso ed ha chiamato immediatamente il 118. Sul posto gli uomini del SUME che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della mamma. Si tratta di Florentina Ionita, 38 anni, di nazionalità rumena. Sotto shock anche l'automobilista che è stata portata in ospedale. Questa mattina sul luogo della tragedia sono stati lasciati dei fiori. I residenti della via ci raccontano che lungo questa strada non è il primo incidente. Avevo visto passeggiare la mamma e la figlia prima da una parte della strada, poi sono tornate indietro. Via della Vittoria è pericolosa e senza illuminazione. No, luce non esiste, luce qua. È fino qua dove c'è zona urbana, qua siccome è zona verde non ce n'è luce. E oltretutto qua le macchine corrono? Specialmente la mattina e sera, ma corrono forte qua. È molto pericolosa perché comunque è un rettilineo, ci sono varie abitazioni ma non essendo illuminata, sì, dritta così la gente corre, sorpassa, sì, si vede purtroppo, ma sono anni che è così la situazione. I controlli ci sono, dicono i residenti, le forze dell'ordine vengono per qualche ora, controllano con l'autovelox, ma poi se ne vanno e le auto continuano a sfrecciare. La macchina della signora non andava veloce, ci dicono, ma qui è anche buio ed è difficile vedere qualcuno che cammina sul ciglio. Un'anziana che abita poco distante dal luogo dell'incidente ci racconta che rischia ogni volta che esce dal cancello. Tutti sperano ora che con l'arrivo del nuovo sindaco e dell'amministrazione comunale venga risolta questa situazione. Ponte di Piave, lo ricordiamo, ancora il commissario. Sarà cosa giusta anche dei residenti farsi sentire un attimo perché la situazione è un po' così. È stato individuato il corpo senza vita di uno dei sub-italiani dispersi da sabato scorso all'interno della grotta El Dudu nella provincia di Maria Trinidad Sanchez nella costa settentrionale della Repubblica Dominicana. Lo comunica la società speleologica della Repubblica Dominicana impegnata nei soccorsi. Non si conosce ancora l'identità del sub individuato. Da sabato sono dispersi Carlo Basso, 44enne istruttore di sub, originario di Mestre ma da tempo trapiantato in Liguria dove ha vissuto per anni, e Carlo Barbieri, 56enne geometra con la passione delle immersioni, ma da anni trasferitosi nella perla dei Caraibi. Arrestato in Germania l'inafferrabile capo degli spacciatori nigeriani di via Piave. La sua organizzazione era stata sgominata nella memorabile maxi operazione dello scorso 10 luglio, quando centinaia di poliziotti erano entrati in forza nel quartiere Piave per mettere fine una volta per tutte all'incubo della mafia nigeriana che controllava lo spaccio di eroina in tutta la terraferma. 38 membri della banda erano finiti dietro le sbarre, ma il capo, Ken Tigodaro, detto Ken, 36 anni, era riuscito a sfuggire alla rete. Già da alcune settimane era scappato in Francia, dove viveva la sua compagna. Ora anche per lui sono scattate le manette. La polizia tedesca lo ha arrestato a Norimberga in esecuzione del mandato d'arresto europeo richiesto dal Tribunale di Venezia. A rintracciarlo la squadra mobile della Questura Lagunare, che non aveva mai smesso di cercarlo, in collaborazione con la Direzione Centrale di Polizia Criminale e con le forze dell'ordine di Francia e Germania. Qualcuno sta rovinando gli affari, aveva dichiarato Igodaro a un complice per spiegare le ragioni della sua fuga in una conversazione intercettata dagli agenti.
verrà estradato in Italia nei prossimi giorni per rispondere delle gravissime accuse. Secondo gli investigatori era lui a guidare la cupola di spacciatori responsabili di aver diffuso in Veneto la famigerata eroina gialla, causando la morte per overdose di 11 persone. Oltre a dirigere il traffico, l'uomo, da tutti conosciuto come Ken, si occupava personalmente di formare gli spacciatori, indicando come muoversi e vestirsi per rispettare i codici dell'organizzazione. Dei 41 destinatari di ordini di cattura in seguito alla maxi operazione, solo 2 restano ancora latitanti. Ed ora una bella notizia, perché ha avuto un lieto fine la storia di Bruno Carraro, l'81enne di Santa Maria di Sala. Dopo gli appelli tramite la nostra emittente, i ladri hanno restituito in forma anonima la bicicletta rubata. Sentiamo. Incredibile ma vero, l'hanno ascoltata, ha toccato il cuore, le vibrazioni e le emozioni dei ladri. Dei ladri, sì, ho toccato il cuore e le vibrazioni dei ladri. Mi hanno ascoltato. Anche le preghiere di mia moglie e continuava a pregare tutti i giorni, ha messo le candele davanti alla fotografia di Papa Giovanni. E la Bianchi è tornata. E la Bianchi è tornata. Dopo i tanti e numerosi appelli ha avuto lieto fine la storia di Bruno Carraro, l'81enne appassionato delle 2 ruote di Santa Maria di Sala. Dopo il furto, i ladri gli hanno restituito la Bianchi di Coppi, rubatagli domenica scorsa. La bici ritrovata sul retro di Villa Farsetti, da dove era stata trafugata, sembra per una bravata tra ragazzi. Emozionato, il signor Bruno ci porta sul luogo del ritrovamento. L'ho trovata proprio qua ieri sera, uno che fa volontariato qua a Santa Maria di Sala, entrando col furgoncino, andavo a consegnarlo dentro in villa, ha aperto il cancello e ho visto la bicicletta là. Che ore erano? Le 8 e un quarto, ieri sera. Ora la bici un po' ammaccata è tornata nel posto da dove prima di domenica non si era mai mossa, e cioè nel salotto di casa del signor Bruno, in località Sant'Angelo, posto in cui ieri sera il prete Don Paolo Cecchetto ha pure detto messa per il ritorno a casa della storica Bianchi. Qui forse si scopre anche il perché della forte protezione del cimelio. Tantissimi ricordi, addirittura si vede che ha messo il cappellino al Papa. Sì, il cappellino rosa al Papa Francesco, quando ho fatto 50 anni di matrimonio, ho portato dietro il berrettino e lui se l'ha messo in testa il berrettino rosa del Giro d'Italia. E se la Bianchi nel tam tam mediatico dal trafugamento al ritrovamento ha fatto letteralmente il Giro d'Italia, vero è che questa storia sembra essere uscita direttamente dalle pagine di De Amicis. Una storia quasi da libro cuore, è vero? Grazie, siete stati molto forti, siete stati meravigliosi. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari ed ora il caso del nuotatore Manuel Bortuzzo. Oggi i familiari hanno incontrato i medici dell'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, dove potrebbe essere ricoverato il 19enne. Intanto la nuotatrice di Maserada, Barbara Pozzobon, gli dedica la vittoria in Argentina. Potrebbe essere l'Oras di Motta di Livenza, l'ospedale riabilitativo scelto dalla famiglia di Manuel Bortuzzo per aiutare il 19enne rimasto paralizzato dopo essere stato ferito a Roma da un colpo di pistola a ricominciare. La conferma arriva dal direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Oggi so che i familiari sono andati a Motta e si sono trovati col dottore e il professor Paoletto. Io credo che sia una situazione ideale perché noi abbiamo i collegamenti col CREG degli Stati Uniti, i collegamenti con il centro di Losanna e abbiamo una neurochirurgia di elevato livello, per cui lui troverebbe veramente una risposta complessiva a 360 gradi e mi auguro che scelga noi perché credo che nel nostro territorio siamo un'eccellenza. A Motta, secondo Benazzi, Manuel potrebbe avere a disposizione tutto ciò che gli serve per intraprendere un percorso riabilitativo il più efficace possibile. Io credo che Motta ha riabilitato persone con grandi problematiche a livello spinale e possa con l'aiuto del CREG americano fare delle proposte, delle terapie di riabilitazione che possono aiutarlo a rimettersi in gioco e glielo auguro veramente di cuore. Di ritorno dal Sud America, dove si è aggiudicata la 15 km della Santa Fe Coronda, la campionessa di nuoto trevigiana Barbara Pozzobon ha voluto salutare oggi il sindaco di Treviso Mario Conte portandogli il saluto
saluti e i doni della folta comunità veneta che vive proprio a Santa Fe, e il suo pensiero è andato a Manuel Bortuzzo. La mia vittoria in Argentina va anche a lui, perché penso che queste sono cose che non debbano succedere in Italia come nel resto del mondo, e gli siamo vicini per quello che è successo e speriamo che si riesca a riprendere del tutto. Presentato qualche giorno fa il nuovo sito di promozione turistica del Veneto, rinnovato come grafica e contenuti. Veneto.eu, il sito di promozione turistica della regione, si è rifatto il look con una nuova veste grafica, più foto e maggiori contenuti. Il portale è stato presentato a Milano in occasione della Borsa Internazionale del Turismo. Collegandosi da qualsiasi dispositivo è possibile navigare trovando le informazioni più diverse, dalle bellezze naturali della regione, passando dalle Dolomiti alle spiagge del litorale, dalle città d'arte al delta del Po. Ma è anche possibile organizzare il proprio viaggio, decidere dove alloggiare, cosa visitare, a quali eventi partecipare, che si scelga un soggiorno dinamico piuttosto qualche giorno in completo relax. Tra l'altro questo è un sito importante che ha una struttura centrale, poi all'interno ha una serie di mini siti, tra cui per esempio penso quello del cicloturismo. Il sito, realizzato in 8 lingue, viene continuamente aggiornato con gli eventi in programma e le possibili attività da svolgere anche in base alla stagione. Qui ci sono 76 IAT, che sono gli uffici di accoglienza turistica sul territorio, che possono immettere all'interno di questo sito tutte le informazioni di ciò che avviene in Veneto. Il Veneto ha una prerogativa che nessun'altra regione turistica possiede, ha tutto, ha spiegato il governatore Zaia durante la presentazione del portale. Ho voluto con forza questo sito per segnare il passaggio dall'analogico al digitale anche nel turismo, per dare, ha aggiunto il presidente del Veneto, il senso di un'offerta che fosse innovativa e allo stesso tempo semplice da consultare e acquisire. Ed ora siamo al Carnevale di Venezia, 20 giorni dedicati alla Luna, il tema di quest'anno, con tante altre novità per la laguna e per la terraferma. Nel 1969 l'uomo mise per la prima volta piede sulla Luna e 50 anni dopo Venezia ha deciso di renderlo il tema del Carnevale. Un omaggio all'allunaggio, all'anniversario dell'allunaggio di 50 anni fa, ma anche perché è un tema molto facile e divertente per il Carnevale. Come ho già detto prima, dalla Luna si va in tutti gli universi, quindi dal Barone di Munchausen, Giulio Verne, i film di fantascienza, Star Trek, Star Wars. Quest'anno ho chiesto anche ai cortei storici di essere contaminati da questo tema, quindi speriamo che sia molto divertente, come credo che sarà di sicuro. Tutta colpa della Luna, il motto di questa edizione, che si rifà all'Otello di Shakespeare quando afferma: quando si avvicina troppo alla Terra fa impazzire tutti. Il Carnevale tornerà alle origini, discostandosi dalle tematiche degli anni passati, indirizzati alla valorizzazione degli artigiani veneziani per immergersi in una dimensione di puro divertimento. Quello che insomma è l'immaginario che una persona che non è di Venezia ha di Venezia pensando al Carnevale. Si immagina un posto dove tutti sono in costume, non solo gli appassionati anche di tutti questi temi. Ho scoperto a Treviso c'è una delle più grosse associazioni, li chiamano cosplayer, che si ispirano a Star Wars, addirittura hanno costumi originali. Li ho invitati a venire al Carnevale, naturalmente. Primo appuntamento, la festa veneziana sull'acqua, la prima parte sabato 16 febbraio, un doppio spettacolo in Rio di Cannareggio e poi via al Carnevale diffuso. Quest'anno la novità è la sfilata dei carri allegorici a Campalto, che riprende dopo 18 anni di cessazione. La cosa importante è che le associazioni hanno collaborato fra di loro, grande carnevale anche a Mestre con la Mestre Carnival Street Show, che avrà un'anteprima domenica e dopo si svilupperà nel weekend di 23-24 e poi tutta la settimana grassa. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10, ospite in studio Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata.
Ben ritrovati al meteo. Continua il bel tempo sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto prosegue un tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'anticiclone. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure. Temperature minime comprese tra i -1 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 9 e 11 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata soleggiata. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime comprese tra gli 0 e 1 grado, massime oscillanti tra i 10 e 12 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche sulla nostra regione dove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature minime comprese tra gli 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 13 e 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.